La valutazione della qualità della formazione sulla salute e sicurezza del lavoro è un tema delicatissimo e di centrale importanza per la prevenzione degli infortuni. Alla numerosa bibliografia disponibile sull'argomento si aggiunge oggi uno studio del Centro di ricerca sullo sviluppo di comunità e la convivenza organizzativa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. La ricerca ha avuto come obiettivo la messa a fuoco delle dimensioni chiave per ottenere una formazione sulla salute e sicurezza del lavoro di qualità. Mega Italia Media, Vega Formazione e il Centro di ricerca sullo sviluppo di comunità e la convivenza organizzativa dell'Università Cattolica del Sacro Cuore hanno organizzato un webinar per illustrare i risultati di questo studio che ha offerto numerose evidenze su quali siano oggi le sfide per la formazione sulla salute e sicurezza del lavoro e su quali criteri debbano essere presi in esame per valutare la qualità e l'efficacia della formazione, sia essa svolta in presenza o in videoconferenza sincrona o in modalità e-learning.